Era una settimana e mezza che non sentivo più rumori, perché prima facevano un rumore anche di notte. E vivevo con un ragazzo che era abusivo e veniva qua a dormire con un'altra ragazza, con Franco, e non si sentiva sbaltare tutti i mobili, non si sapeva cosa facevano. La mia sorella una sera è andata fuori e ha detto: ma Franco, ma cosa stai facendo? E lui non ne ha neanche risposto. E questo quando è successo questa cosa? 2 o 3 settimane fa. E poi l'avete più visto dopo quell'episodio? Ho sentito. E mia sorella aveva un sospetto, ha detto: ma sento che non parlano più. Ha detto: ma ha detto che fosse successo qualcosa, un presentimento che l'abbia ucciso. Perché quel ragazzo di sopra non era tanto quel che viveva insieme, non era tanto. E dopo lo vedevo venire, anch'io lo vedevo, sto ragazzo venire alla sera tardi, e dopo andava via la mattina anzi pomeriggio. E questo ragazzo da quant'è che non lo vede? Il ragazzo adesso l'ho visto una settimana fa, che è passato davanti a casa mia, qua davanti alle porte, e dopo non l'ho più visto. E dopo è venuto qua il cognato di Franco, che è il marito della sorella, e ha detto: scusate, a noi avete notizie di Franco? Perché gli ha detto: no, ho suonato il campanello, non mi risponde. Oddio, mia sorella ha detto: anche noi non lo sentiamo più. E ha detto: perché anch'io ho detto un po' un presentimento se sto uomo non c'è. Ha detto: a me mi hanno detto che è andato in montagna, che ha lasciato a casa il telefono.